23esima edizione del trofeo Società Ciclistica Corsanico, organizzazione affidata alla Società Ciclistica di Corsanico per questa gara nazionale riservata alla categoria Elite Under 23 ed organizzata in collaborazione con l'OCIP Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi. Il contributo anche della Confraternita Misericordia San Michele, del gruppo donatori di sangue e di organi di Corsanico. Il patrocinio del Comune di Massarosa, del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. Gentili telespettatori, ci troviamo sulle colline che calano a picco sul mare della Versilia in questo splendido borgo di Corsanico per quella che ormai è diventata un appuntamento fisso per la categoria Elite Under 23 a livello nazionale. Si assegnano anche la Coppa Nicola Puccinelli, la Coppa Domenico Simonini, la Coppa Giuliano Ceragioli, quella Claudio Tommasi, Giuseppe Belluomini, Alessandro Simonini, Coppa Marco Maffei, Massimo Chicca, Armando Pepi, Giovanni Francesconi, la Coppa Trofeo Società Edo Giannotti e la Coppa Sesto Panconi. L'organizzazione della Società Ciclistica Corsanico con il presidente Doriano Angeli, il vicepresidente Menchini Giuliano e Francesconi Alessandro, il segretario Antonio Crotti. Un appuntamento, dicevamo, fisso che si pone in un mese, quello di agosto, particolarmente intenso per gli atleti della categoria Elite Under 23. Infatti questa gara precede di 2 giorni l'appuntamento di Lamporecchio e di una settimana l'appuntamento a Mastro Marco, sempre per quanto riguarda il calendario in terra di Toscana. Appuntamento invece sempre nel giorno di Lamporecchio con l'internazionale Trofeo Fellino, gara che si disputa in Emilia Romagna. Tutto è pronto per la partenza che avverrà in maniera ufficiosa da Corsanico, quindi gli atleti affronteranno il tratto in discesa che poi sarà percorso in senso inverso nel momento dell'arrivo e si porteranno verso la partenza ufficiale. Un percorso che poi andremo ad analizzare nel dettaglio, che sicuramente favorisce coloro che si trovano particolarmente a loro agio nelle strade impegnative, quindi una gara adatta ai corridori che si trovano a loro agio in salita, una gara decisamente per scalatori che ha visto al via 145 atleti in gara. Intanto la direzione di corsa a cura di Bruno Ferrali e di Pierluigi Gironi, che sono impegnati anche a fianco di questa organizzazione con l'OCIP. Intanto il via che viene dato da Mariano Donati, assessore allo sport del comune di Massarosa, che dà il via ufficiale alla manifestazione. Quindi 23esima edizione del trofeo Società Ciclistica Corsanico, partiti gli atleti del gruppo, 145 i corridori al via. Noi intanto lasciamo sfilare tutti i partecipanti, poi andremo a fare anche un'analisi dal punto di vista qualitativo degli atleti al via, numerose le formazioni anche che vengono dal fuori regione. Lasciamo sfilare il folto gruppo degli atleti al via, salutiamo Colin Valzac del Mastro Marco ed ancora lasciamo sfilare tutti gli altri atleti. Arriva anche Scotti della Malmantile, la volta di Giovanni Petroni della Gragnano, ecco qua Sergei Papok della formazione Opla, e chiude Gennaro Maddaluno, uno dei corridori più attesi quest'oggi. Ma andiamo quindi a fare un'analisi dei corridori al via, approfittando di questa nostra lunga sintesi del 23esimo trofeo Società Ciclistica Corsanico. Partiamo con la squadra che apre le iscrizioni, la Big Hunter FP Auto Seanese, formazione che schiera al via tra i più attesi Ilia Coscevoi e Pietro Buzzi, anche Omar Asti grande atteso quest'oggi, diciamo tra i corridori che possono far bene nella Big Hunter. La Maltinti Banca di Cambiano schiera al via invece Samuele Anichini, tra i più attesi anche Marco Zamparella, la futura team Matricardi, con al via il vincitore della scorsa edizione della Coppa Bologna Alessio Tagliani, Unione Ciclistica Pistoiese, l'idea Shoes Madras Solificio Francesca, che schiera alla via un nutrito gruppo di atleti da cui ci si aspetta abbastanza, come Simone Antonini, David Tintori, Mirko Olivieri. Questi sono i corridori insieme a Thomas Pinaglia dell'idea Shoes Madras più attesi quest'oggi. Caparini Le Village Vibert Italia, capitanata da Mirko Puccioni, la ciclistica malmantile con Federico Scotti e Gennaro Maddaluno, 2 punte della formazione fiorentina, la Bedogni, Anico Natalini,
con Luca Benedetti, capitano di questa formazione. Intanto siamo al passaggio, primo passaggio dal GPM che si trova proprio sopra Corsanico, quindi dal Gran Premio della Montagna del Pedona, vinto dal numero 48 Thomas Pinaglia. Continuiamo nella nostra analisi. La UPLA Vega Track Italia Valdarno con al via il vincitore della tappa al Giro della Valle d'Aosta Andrea Manfredi ed il campione italiano Manuel Francesco Bongiorno, la Gragnano Sporting Club, che quest'oggi punta sull'ex campione toscano juniores Giovanni Petroni, il team De Angeli Versilia, il gruppo sportivo Podenzano, la Carmioro NGC Paul Cantù, la Mastromarco Chianti Sensi con i giovanissimi Luca Wackerman e Valerio Conti, la Banca Popolare dell'Emilia, il team Brogio, la MGK Paris Nord e la gruppo Lupi. Ma andiamo in corsa con le immagini. Siamo al chilometro 33 e 500, gruppo che si è spezzato in due tronconi dopo la prima ripetizione della salita verso Pedona. Dico prima perché non sarà l'unica, infatti noi intanto vediamo la prima parte del gruppo forte di una trentina di unità. Vi dicevo, non sarà assolutamente l'unica, un percorso impegnativo che prevede la partenza da Corsanico, quindi un primo giro attraverso le località di Pian di Conca, Piano di Mommio, Ponte di Sasso, Caterette, Migliarina, Sarrocchino e Montramito. Dopo questo primo giro, che gli atleti hanno già affrontato, si affronta la salita verso Corsanico e Pedona, il Gran Premio della Montagna che abbiamo visto in precedenza vinto da Thomas Pinaglia, e poi si affrontano 3 giri del circuito attraverso Piano di Mommio, Ponte di Sasso, Caterette, Migliarina, Sarrocchino e Montramito, 3 giri che si concluderanno al chilometro 92 di gara. A quel punto gli atleti affronteranno un'altra volta, intanto vediamo il secondo gruppo che insegue però ad appena 15 secondi, affronteranno un'altra volta la salita verso Corsanico e quindi il Gran Premio della Montagna di Pedona, la discesa verso Camaiore. A quel punto, a differenza del precedente passaggio, gli atleti svolteranno a destra ed affronteranno la salita verso Montemagno, dopodiché si toccherà la località di Montepitalo, la discesa verso Stiava, un altro dei giri che gli atleti hanno già affrontato per 3 volte in precedenza, e poi la salita finale verso Corsanico. Intanto vi ho già ricordato la direzione di corsa a cura di Ferrali e Gironi. Noi intanto siamo tornati in gara, siamo tornati a seguire questa nostra sintesi. Vediamo ancora il drappello che è al comando, ma come vedete in fondo al rettilineo abbiamo intravisto anche il resto degli atleti che sta tentando di ricucire. 10 secondi adesso ci segnalano gli uomini di Radio Informazione a cura di Adriano Dini e Piero Germelli. Vediamo nelle prime posizioni del gruppo di testa attivissimo Stefano Verona dell'Idea Shoes Madras. Vediamo anche le maglie della Malmantile, le maglie della formazione Mastromarco con Luca Wackerman nelle prime posizioni, anche Andrea Manfredi dell'Opla, c'è anche Ceglia della Bedogna Nico Natalino. Questi sono gli uomini che compongono la testa del gruppetto che guida la gara. Lasciamoli sfilare tutti per vederli negli occhi. Arriva Manfredi, arriva la volta di Pozzetto e poi ancora Asti, è la volta di Antonini, quindi Papoc, ed ancora vediamo Cresca, quindi abbiamo visto per un attimo anche passare Carmelo Consolato Pantò. Invece questo è il drappello che insegue, in testa al quale vediamo Matteo Grassi della Big Hunter FP Auto a fare l'andatura, la formazione sianese schierata in completo. Abbiamo visto anche Simone Bernardinetti, eccolo qua l'atleta di Santo Stefano Magra della formazione Big Hunter FP Auto a fare l'andatura, corridore ligure. Infatti stanno guadagnando adesso gli atleti del gruppo di dietro, del gruppo che insegue, meno di 10 secondi il distacco dalla coda, perché poi ciò che è importante è il distacco che separa la coda del primo gruppo dalla testa del primo. Abbiamo visto anche con il numero 21, adesso si porta al comando Fabrizio Venezia della Futura Team Matricardi, e poi ancora con il numero 8 Mirko Pieroni della Big Hunter FP Auto. Noi intanto ci riportiamo con la nostra sintesi al chilometro 57 di gara. Al comando una coppia formata da Michael Fruzzetti del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, insieme a lui con il numero 67 invece Giuseppe Cicciari della ciclistica Malmantile. 2 uomini al comando, quindi il loro vantaggio
nei confronti del gruppo di una quarantina di secondi. Adesso andremo a fare una panoramica. Siamo nel corso dei 3 giri pianeggianti che anticipano la seconda ascesa al Gran Premio della Montagna del Pedona. Arriva un terzetto che insegue con 40 secondi, formato dal numero 51 e 54, entrambi della Caparini Le Village Vibert Italia. Sono, lo vediamo inquadrato adesso, Davide Billetti, che viene superato da Federico Politano, compagni di squadra 2 alla Caparini Le Village. Insieme a loro, con il numero 47, Federico Pozzetto, che si mantiene passivo alle spalle dei 2 atleti della Caparini Le Village. Quando siamo al 60° chilometro di gara, quindi in totale la corsa, vi ricordo che ne misura 145, mancano ancora 85 km dalla conclusione. Intanto un saluto ad Adriano Dini, che cura il servizio di radioinformazione in corsa. Il gruppo insegue ad 1 minuto primo dalla testa della corsa, quindi azione interessante questa, dopo che il plotone comunque si è ricompattato. Infatti i 2 gruppi che avevamo visto in precedenza si sono riuniti, dai quali poi è uscita l'azione che abbiamo visto, con i 2 uomini al comando e 3 ad inseguire. Vediamo che i gruppi si sono riuniti. Infatti Simone Bernardini, che faceva parte del secondo gruppo, è adesso lì nelle prime posizioni del gruppo, del folto del gruppo, adesso forte di una centinaia ancora di unità, quindi ancora molto nutrito, nonostante già affrontata la prima ascesa al Gran Premio della Montagna del Pedona. Saranno 2 le ascese alla GPM del Pedona, saranno 3 invece le ascese fino a Corsanico. Infatti l'ultima volta non si arriverà ovviamente fino alla Pedona, ma ci si fermerà per l'arrivo in località Corsanico. C'è anche la maglia di campione italiano di Manuel Francesco Buongiorno in questo gruppo, che è praticamente il gruppo con tutti i migliori atleti alla via, che quindi proveranno a contendersi questo 23° trofeo Società Ciclistica Corsanico. La situazione al chilometro di gara 75 cambia. Infatti il terzetto che inseguiva la coppia al comando si riporta sui fuggitivi, quindi abbiamo un drappello forte di 5 uomini, con il numero 16 Michael Fruzzetti, Maltinti Banca di Cambiano. Con il numero 54 troviamo invece Davide Belletti, insieme a lui Federico Politano, entrambi della Caparini Le Village. Con il numero 67 Giuseppe Cicciari della Ciclistica Malmantile, con il numero 47 invece Federico Pozzetto. Questi gli uomini alla comando. È il più attivo sicuramente Michael Fruzzetti, non disdegna mai di portarsi in testa, mentre ne approfittano i 2 atleti della Caparini per scambiarsi una lattina di zuccheri, una lattina di sostanze che possono aiutare anche a superare la calda giornata che gli atleti stanno affrontando. Michael Fruzzetti in testa, poi gli atleti della Caparini Le Village subito in seconda battuta, Cicciari in penultima lotta e Pozzetto che si mantiene ancora in ultima posizione. Praticamente Pozzetto, sia nel tentativo di rientrare del terzetto sia poi nell'evolversi della fuga a 5, non ha mai collaborato. Continua invece Michael Fruzzetti, instancabile l'atleta della Maltinti Banca di Cambiano, a fare l'andatura in testa al quintetto al comando. Il gruppo accusa un ritardo di 1 minuto e 50 ed è pilotato dalle maglie della Bedogni Anico Natalino. Questa è quindi la situazione dopo 75 km di gara, quindi praticamente a metà corsa. 5 uomini alla comando, gruppo che insegue ad 1,50 con gli atleti della Bedogni Anico Natalini a fare l'andatura. Vediamo anche le maglie della Big Hunter, della Malmantile, della Brogio nelle prime posizioni, anche quelle della Mastro Marco. Queste sono le formazioni che si mantengono in testa al gruppo che insegue i 5 uomini alla comando. Vediamo anche il treno della Mastro Marco che sta cercando di portare avanti i propri uomini. Vediamo Colin Valzac, vediamo Luca Wackerman, vediamo Leonardo Cresca, anche Antonio Nalfino nelle prime posizioni. Questa è la composizione del treno della Mastro Marco, che ovviamente ha tutto l'interesse di portare quelli che sono i 2 capitani, Luca Wackerman e Valerio Conti, nelle prime posizioni del gruppo. Arriva anche Samuele Galligani, eccolo qua, ed è presente anche l'altro Galligani, Mirko Galligani, in questa formazione. Intanto ci portiamo noi nuovamente con la nostra sintesi in salita. Infatti il quintetto inizia la salita verso Corsanico, è la seconda ripetizione di questa ascesa, si continuerà ancora fino al Gran Premio della Montagna di Pedona. Cicciari in prima posizione, Fruzzetti in terza, poi 2 atleti della formazione Caparini Le Village Vibert Italia, che sono Federico Politano e Davide Belletti. Con loro abbiamo anche, per la maglia dell'Idea Shoes Madras, Federico Pozzetto.
Giuseppe Ciccia deve fare l'andatura, Michael Fruzzetti in terza e poi via via gli altri atleti che compongono la fuga. Queste sono le posizioni che gli atleti stanno mantenendo ormai da inizio salita. Siamo nel tratto iniziale proprio dell'ascesa, quindi verso Corsanico. Non hanno ancora raggiunto la zona di arrivo questi 5 atleti, che per il momento procedono tutti assieme. Dietro si scatena la bagarre con Nicola Testi. Eccolo qua l'atleta retino del Pla Vega Track Italia Valdarno, che si porta decisamente in testa a fare l'andatura. Alle sue spalle si mantiene Gennaro Maddaluno, poi Luca Benedetti, poi Leonardo Cresca e poi è la volta di Manuel Francesco Bongiorno. Questo è il quintetto che si sgancia dal plotone. Eccolo qua Nicola Testi, classe 1990 per l'atleta del team Opla. Dietro lui Gennaro Maddaluno, classe 1987. E poi ancora con il 74 Matteo Gozzi, scusate, non era Luca Benedetti. Poi Cresca e Bongiorno. Arriva adesso anche Zamparella con il numero 14. E poi vediamo, si tratta di David Tintori, l'atleta dell'Idea Shoes Madras, con il dorsale di gara numero 42, che si sta per riportare sulle avanguardie del gruppo, che ha davvero preso un'accelerata molto forte. Poi arriva con il numero 69 Luca Benedetti e poi Andrea Manfredi del team Opla. Eccolo qua il vincitore di una tappa al Giro della Valle d'Aosta con Ceglia sulla ruota, e poi abbiamo visto Olivieri in terza posizione, quindi da Castagno, Di Cresca e Wackerman nell'ordine. Siamo in testa, siamo in vista del passaggio da Corsanico e si è praticamente formato un quartetto, anche se Pozzetto ci appare in evidente difficoltà, con il 67 Giuseppe Cicciari, poi Fruzzetti, l'atleta della Maltinti. Vediamo alle loro spalle di chi si tratta, con il numero 51 vale a dire Federico Politano, e poi Pozzetto che ci appare, nonostante davvero non abbia preso un filo di vento, il più stanco tra i 4 uomini al comando. Siamo in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, quindi praticamente si continua a salire, perché adesso si dovrà affrontare ancora un tratto della salita, quello verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Intanto dietro si scaldano gli animi e Alessio Tagliani insieme a Manuel Bongiorno, due dei più attesi quest'oggi in salita, provano a fare già la differenza, anche se mancano ancora tanti chilometri alla conclusione. Quindi Tagliani con Bongiorno sulla ruota. Questa è la composizione della coppa che anticipa il gruppo. Arriva anche Barabesi, sempre della formazione team Opla Track Italia Valdarno, la stessa formazione del campione italiano Manuel Francesco Bongiorno. A fare l'andatura Alessio Tagliani. Noi lasciamo sfilare questo terzetto in salita verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Alle loro spalle si sembra la sagoma di Thomas Pinaglia, il vincitore del Giro del Montalbano, che sta tentando di ricucire lo strappo nei confronti del terzetto evaso dal gruppo Barabesi, Tagliani e Bongiorno. Pinaglia pedala molto bene in questo tratto in salita, e quindi adesso tra non molto si affronterà il tratto più impegnativo dell'ascesa verso il Pedona. Intanto sono segnalati in rimonta praticamente tutti i corridori, si stanno rimescolando le carte in salita verso il Pedona. Infatti noi ritroviamo gli atleti in testa con Bongiorno, Barabesi e Tagliani, che si sono riportati sulla testa della corsa. Adesso qualche parola, un consiglio magari tra Bongiorno e Barabesi. Arriva anche Tagliani e poi ancora Cicciari, poi Fruzzetti, poi Politano. Lasciamo scorrere la nostra telecamera. Abbiamo visto anche Pinaglia che sembrava in grado di ricucire lo strappo, tratto in salita questo impegnativo verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Si è formato questo drappello forte di 7-8 unità in testa, ma dietro sono vicinissimi, segnalati in forte rimonta. Arriva anche Gennaro Maddaluno della Malmantile, vincitore del quest'anno della manifestazione che si è svolta ad Arezzo. E siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, che praticamente segna poi l'inizio della discesa verso Camaiore, e poi dopo Camaiore l'ascesa verso il Gran Premio della Montagna del Magno. Arriva la GPM ed è Cicciari in prima posizione, poi Bongiorno, Maddaluno, Barabesi e via via tutti gli altri. Arriva anche il folto del gruppo, che praticamente si è riportato sulla testa della corsa. Praticamente possiamo parlare di un gruppo forte di ancora 40-50 unità, dopo già 2 ascese al Gran Premio della Montagna del Pedona. Ma le salite non sono finite. Noi torniamo in pianura con l'allungo
del dorsale di gara numero 28. Si tratta di Manuel Lenci del Futura Team Matricardi, che prova ad allungare in questo breve tratto di pianura che separa la fine della discesa dal pedona con l'inizio della salita dal Monte Magno. È praticamente il percorso in senso inverso di quello che viene affrontato il 16 di agosto il 15 di agosto nella Firenze Viareggio. Lasciamo andare Lenci al comando, dietro si porta un atleta della Maporo, quindi Carmiolo NGC Paul Cantù. Si tratta del 114 Pier Francesco Del Marco, che è segnalato in rimonta nei confronti dell'atleta della Futura Team Matricardi. Ancora ottima l'azione del corridore della formazione lombarda. Stiamo già iniziando a salire, infatti tratto di falso piano questo. Lenci, adesso siamo in salita e siamo proprio al momento in cui Del Marco si riporta su Lenci, quindi due atleti al comando, gruppo che è segnalato in rimonta, anche se adesso arriva Zamparella, che è il primo dei corridori del gruppo che prova a riportarsi sulla coppia di testa. Zamparella, vincitore quest'anno della Firenze Empoli, classica di apertura organizzata proprio dalla Maltinti Banca di Cambiano. Zamparella che pedala su cicli formigli. Siamo in un tratto ancora facile della salita, deve ancora iniziare il bello verso il Monte Magno. E lasciamo sfilare anche Zamparella, che è segnalato ad una decina di secondi dalla coppia al comando. A 25 secondi il gruppo, con le maglie della Malmantile in prima posizione, quelle dell'Opla e quelle della Gragnano Sporting Club nelle prime posizioni del gruppo che si è rinfoltito notevolmente nonostante le doppia ascesa al Gran Premio della Montagna del Pedona. Il gruppo è ancora forte di 50 unità, a testimonianza questo della forte composizione degli atleti alla via e della grande qualità di coloro che hanno partecipato a questa 23esima edizione del trofeo Società Ciclistica Corsanico. Io ne approfitto per ricordarvi alcuni dei partner dell'organizzazione, come la Meccano Car a Genova e a Capanno, dell'edilizia artigiana dei fratelli Panconi, ed ancora la macelleria Francesconi, le assicurazioni generali di Baroni e poi l'impresa dei fratelli Tardelli. Ed ancora ricordiamo il contributo della macelleria Polleria Riccardo, dell'installazione impianti elettrici Marco Morgantini, ed ancora della Sidis a Bargecchia. Continuiamo con l'officina Amalfi, la Ivano Gardering, la veicoli Mario Idraulici, poi il ristorante bar Il Soggiorno a Pedona, l'officina Pierucci di Pierucci Marco in Piano del Quercione, l'impresa edile artigiana da Prato Alessandro, l'autolavaggio Versilia, l'immobiliare Corsanico, l'alimentare Salomeria Cerri a Piano di Mommio, l'MD impresa di pulizie, la falegnameria Roba, la Versilia edile SRL a Piano di Mommio, la termoidraulica di Anchise Giunta, la stazione di rifornimento, autolavaggio e cambio olio di Irio Bianchini, la falegnameria Manfredi, l'impresa edile artigiana dei fratelli Mario e Riccardo Panconi, lo Yacht Management and Consulting a Viareggio, la MPM SRL, la Soveco Materiali Edili, la concessionaria San Carna, ed ancora la Roen Servizi Ecologici, la ditta Rosi Pietro, la Versilia Impianti, l'Autotrasporti Morelli, la FM Ceramiche, la Vanni Autotrasporti SRL e tanti altri partner a fianco dell'organizzazione, come la Bianchi Team col Nago Bianchi e KTM, l'impresa edile di Bruno Palagi, la BM di Filippi e Sargentini, il ristorante pizzeria La Capanina del Pollino, Mamma Enza, Giardino e Cerimonia Pietrasanta, la Welcome Italy di Vianova, offerta integrata ai servizi di telecomunicazioni, il Re per una notte a Corsanico, la quarta edizione di questa particolare serata di intrattenimento, ed ancora il bar al ristorante Rina, l'impresa edile Maffei Simone, ed in conclusione la In e Out Ceramica SRL. Noi siamo tornati in gara, abbiamo visto la situazione al comando con la coppia che si è ricomposta, quella formata da Pierfranco Del Marco, dorsale di gara numero 114, insieme a lui con il 28 Manuel Lenci. Il gruppo, come vedete adesso inquadrato, accusa un ritardo di 50 secondi della testa della corsa. Gruppo tirato dalle maglie della
formazione della Malmantile, di quella della Mastro Marco. Sono le due formazioni che stanno pilotando il gruppo in questo frangente, gruppo che comunque è lanciato a forte velocità. A questo punto facciamo un riepilogo di ciò che ancora gli atleti dovranno affrontare, delle fatiche che ancora dovranno affrontare questi atleti. Ci troviamo in località Stiava, quindi adesso andremo verso Montramito, quindi Pian di Mommio, Ponte di Sasso e quindi Migliarina, San Rocchino, Montramito, e qui inizierà da Pian di Conca la salita finale verso Corsanico. Intanto con le immagini, chilometro 132 di gara, quindi poco più di 10 km dalla conclusione. Abbiamo un zappello abbastanza folto al comando. Con il numero 120 troviamo Antonio Nibali, con il 141 invece presente Evgeny Krivoshev della Brogio, con il numero 61 troviamo Federico Scotti della ciclistica Malmantile, con il numero 85 il campione italiano Manuel Francesco Bongiorno, con il numero 69 Luca Benedetti della Bedogni Anico Natalini, con il numero 42 è invece presente David Tintori dell'Idea Shoes Madras, con il numero 89 troviamo Andrea Orsi della Gragnano Sporting Club, con il numero 14 Marco Zamparella della Maltinti Banca di Cambiano. Dietro è Simone Antonini che prova a pilotare l'inseguimento, anche le maglie della Big Hunter FP Auto nelle prime posizioni. Abbiamo visto anche Gennaro Maddaluno della Malmantile, poi abbiamo visto Marco Ceglia e poi ancora David Tintori nelle posizioni di testa del gruppetto che insegue. Come vedete adesso il vantaggio è minimo, però della testa della corsa arriva anche Alessio Tagliani che prova ad allungare, capisce la difficoltà, capisce soprattutto la pericolosità degli uomini che si trovano alla comando, e quindi Alessio Tagliani, vincitore quest'anno di 3 corse, l'atleta della formazione guidata da Franco Chioccioli, prova a riportarsi sulla testa. Su di lui Giovanni Petroni della Gragnano Sporting Club, fu campione toscano della categoria juniores qualche anno fa, l'atleta classe 1991 della formazione lucchese del presidente Carlo Palandri. Sono adesso in 2 quindi che inseguono, ma siamo ormai nel finale e siamo ormai in vista dell'inizio della salita. Raggiunta la fuga che avevamo visto in precedenza, ci prova ancora una volta Federico Pozzetto quando siamo a 6 km dalla conclusione, quindi ormai 2 km di pianura prima dell'inizio della salita verso Corsanico, salita impegnativa che assegnerà il titolo di vincitore di questo 23esimo trofeo Società Ciclistica di Corsanico. Federico Pozzetto, atleta veneto, classe 1990 dell'Idea Shoes Madras, per lui qualche secondo di vantaggio, una ventina nei confronti del gruppo che però a questo punto capisce anche non tanto la difficoltà del distacco, ma capisce che con una salita di 4 km davanti Pozzetto ha davvero poche possibilità, e quindi il plotone cerca di mantenere un distacco nell'ordine dei 20 secondi che sia facilmente recuperabile. Vediamo il gruppo che si sta organizzando forte di una 35ina di unità in vista dell'inizio della salita verso Corsanico, salita impegnativa con pendenze massime del 7-8%, la pendenza media è nell'ordine del 5%, quindi una salita che sicuramente farà una degna selezione, anche perché in cima vi è posto l'arrivo e vi è posto la linea del traguardo, dove tanti sportivi come sempre stanno attendendo la conclusione di questo 23esimo trofeo Società Ciclistica di Corsanico. Dopo aver provato, aver giocato le sue carte in solitaria, Manuel Lenci adesso si mette a disposizione del capitano Alessio Tagliani della Futura Team Matricardi. Tanto in salita, in difficoltà subito Federico Pozzetto inizia subito a voltarsi. Questo sicuramente non è un buon segno per il corridore dell'Idea Shoes Madras. Comunque il gruppo è segnalato ancora a una decina di secondi di ritardo, anche se sta rinvenendo velocemente il plotone. Siamo nelle prime fasi della salita verso Corsanico. Vediamo adesso alle spalle di Pozzetto come praticamente il gruppo ha già chiuso, con le maglie della Bedogna Nico Natalini, con Ceglia in prima posizione, seconda ruota per Matteo Gozzi, eccolo qua inquadrato, e poi Luca Benedetti in terza. Questa è praticamente la composizione della testa del gruppo. Ceglia ancora a fare l'andatura, l'atleta della Bedogna Nico Natalini, e poi anche le maglie della Carmiolo dell'Idea Shoes con David Tintori. Il gruppo si è notevolmente allungato già in queste prime fasi di salita, alcuni atleti hanno perso contatto. Stiamo andando verso
l'epilogo di questa 23esima edizione del trofeo Società Ciclistica di Corsanico. Continua Ceglia a fare l'andatura, atleta classe 1991, quest'anno per lui un successo in terra abruzzese, il corridore della Nico Bedogni Natalini, alle sue spalle il compagno di squadra Gozzi e via via tutti gli altri in questo tratto che gli atleti stanno praticamente aggredendo di salita. Infatti il gruppo viaggia ad una forte andatura, rapporto sulla moltiplica grande per Ceglia e anche per tutti coloro che compongono la testa della corsa. Arriva anche Adriano Dini di Radio Informazioni per dare l'esatta composizione del gruppo. 112 adesso è il dorsale che attacca, si tratta di Luciano Barindelli della Carmiolo NGC Paul Cantù. Guadagna subito un bel vantaggio il corridore della formazione di Cantù. 112 il suo dorsale di gara, per lui già una quindicina di secondi di vantaggio, quindi buona l'azione di Barindelli. Pedala molto bene il corridore della polisportiva Paul Cantù, Carmiolo NGC. Come vedete, posizione seduta, rapporto agile per Barindelli. Alle sue spalle si stanno cercando di organizzare, ma comunque non è facile andare a riprendere questo atleta in quanto siamo nelle fasi finali di corsa. Stiamo salendo verso Corsanico, l'arrivo posto nel centro di questa frazione del comune di Massarosa. Spinge ancora un'ottima velocità Barindelli, come vedete non si alza mai spesso sui pedali. Alle sue spalle intanto attenzione all'allungo del campione d'Italia Manuel Bongiorno. Alle ruota di Bongiorno si è portato subito Luca Benedetti della Bedogna Nicola Tallini. 2 km al termine per Barindelli. Dietro però stanno rinvenendo velocemente, anche se adesso raggiunto Barindelli è Taliani che si porta in testa con Bongiorno, seconda posizione. Manfredi in terza, che adesso prova ad allungare. Alla ruota di Manfredi si porta Luca Wackerman. Barindelli sta per essere raggiunto, quindi attenzione, si rimescolano davvero le carte a questo punto quando siamo a 1500 metri dalla conclusione. In salita verso Corsanico Barindelli ha provato un'azione che per qualche minuto sembrava poter essere quella buona. Niente da fare per lui, è Wackerman il primo a riportarsi, poi Manfredi, è la volta di Benedetti, poi Maddaluno, Taliani, Bongiorno, Conti e Tintori. Questa è la composizione del gruppo di testa del gruppetto che si ricompone. Un po' in difficoltà David Tintori, più avanti abbiamo visto Valerio Conti in ultima ruota a questo punto del gruppetto, in quanto perde contatto Tintori. Davanti a Conti Bongiorno e quindi ancora Taliani. Barindelli che è stato raggiunto. Davanti a Taliani abbiamo visto, non è Maddaluno ma è Scotti della formazione malmantile. Poi ancora più avanti abbiamo Luca Benedetti e uno scatenatissimo Luca Wackerman che sta imprimendo davvero un grande ritmo in testa. Ci riportiamo avanti per controllare la situazione. Luca Wackerman con Andrea Manfredi a fare l'andatura sulla testa della corsa, entrambi classe 1992. Manfredi quest'anno ha vinto una tappa del Giro della Valle d'Aosta. Luca Wackerman ha vinto la gara a Castiglion Fiorentino. E adesso l'allungo di Alessio Taliani, lui che quest'anno ha vinto 3 corse. Si riporta su di lui Luca Wackerman, non molla un metro neanche Manfredi, non molla un metro neanche Benedetti, così come Scotti, Barindelli, Conti e Bongiorno. La composizione esatta della testa della corsa. Quando siamo ormai all'ultimo chilometro, prova ad allungare Luca Wackerman. Ancora l'allungo del corridore milanese di Rho, classe 1992, della Mastro Marco Chianti Sensi. Si riprovano a riportare su di lui i controattaccanti. Ci è parso un po' in difficoltà Manuel Bongiorno, che perde qualche metro dalla ruota di Barindelli. Abbassa la testa Bongiorno, non sembra avere la gamba del campionato italiano il corridore di Fucecchio. Ci riportiamo avanti, anche Barindelli ci appare un po' in difficoltà, tanto è stato rintuzzato l'allungo di Luca Wackerman. Adesso lo scatto di Valerio Conti, corridore romano, classe 1993. Su di lui si riporta Luca Benedetti ed Andrea Manfredi. Ancora Barindelli, Scotti, Taliani e Wackerman, che adesso appare un po' più appesantito sullo scatto del compagno di squadra Valerio Conti. Si allunga il gruppo dei pretendenti al successo finale. In testa intanto c'è stato lo scatto di Luca Benedetti, che ha guadagnato qualche metro nei confronti di Valerio Conti ed Andrea Manfredi. Siamo ormai nei metri finali. Perde contatto Manfredi, perde contatto Conti, è solo al comando Luca Benedetti, però appena una ventina di metri tra Manfredi, Conti e Benedetti. Questi i primi tre separati l'uno dall'altro da poco più di 20 metri, ma siamo nel finale, siamo negli ultimi metri del 23esimo trofeo Società Ciclistica di Corsanico.
prova a non mollare Valerio Conti, ma sono le ultime pedalate verso il traguardo, ormai in vista dell'ultima curva. Luca Benedetti svolta a sinistra e per il corridore della Bedogni a Nico Natalini è il terzo successo stagionale battuto Valerio Conti, che giunge secondo, terzo Manfredi, quarto Scotti, ancora Tagliani e la volta di Barindelli, e poi seguono nell'ordine ancora dopo il corridore della Paul Cantù. Arriva adesso un bravissimo Luca Wackerman a 17 secondi dal vincitore. In settima posizione, ottavo è David Tintori dell'Idea Sciusa Madras. Nono arriva adesso Gennaro Maddaluno. In decima posizione arriva invece Antonio Nibali, che batte di qualche metro Manuel Francesco Bongiorno, campione italiano della categoria Under 23. E quindi il successo, il terzo successo stagionale per Luca Benedetti dopo la vittoria nel 53esimo Giro delle Valli Retine e nel Memorial Giulio Bresci a Narnali di Prato. Per il corridore della Bedogna Nico Natalini, quindi terza vittoria stagionale per Valerio Conti, un grande secondo posto nonostante al primo anno nella categoria. Andrea Manfredi terzo dopo la vittoria nella seconda tappa del Giro della Valle d'Aosta. Un grande podio con uno dei corridori più in forma del momento, Luca Benedetti, e in seconda e terza posizione due dei giovani promettenti del ciclismo italiano. A questo punto andiamo a sentire i grandi protagonisti del trofeo Società Ciclistica Corsanico edizione 2012. Luca Benedetti, un'altra perla in questo 2012 davvero da incorniciare, una corsa dura, impegnativa, caldo, vento, un percorso con salite importanti. Qui verso l'arrivo, lo scatto di Conti, la tua risposta, sei arrivato da solo? Sì, era nei programmi, non diciamo arrivare da solo, però nei programmi attaccare agli 800 metri dall'arrivo. Volevo arrivare con la gamba migliore per questa corsa perché sono uscito dal Vallicunensi con 4 secondi, con rammarico della vittoria. Volevo iniziare bene questo mese d'agosto, che ci sono corse veramente importanti, questa è una delle tante, poi Viareggio, Capodarco, e diciamo che sono veramente soddisfatto di aver vinto una corsa così di prestigio perché è una corsa veramente sentita, e sulle strade di casa poi perché mi alleno in queste zone, quindi ci tenevo veramente tanto a far bene oggi. Valerio Conti, ci è mancato davvero poco, comunque grande protagonista in una gara impegnativa, nonostante il primo anno nella categoria sei stato tra i migliori, un secondo posto che ti soddisfa? Certamente non mi soddisfa al pieno perché un secondo posto brucia sempre, però dai, va benissimo perché sono un primo anno, ho finito eccellentemente la scuola prendendo un 93 e mi sono diplomato in ragioneria. Da quando mi sono diplomato sono venuto in ritiro, ho fatto le cose per bene, mi sono allenato e sono reduce da un giro a tappe il Valliconesi dove ho fatto un sesto, un settimo e sono andato bene. Oggi ci è mancato davvero poco, sono partito credo all'ultimo chilometro, è stato bravissimo il vincitore a prendermi ruota e passarmi, e complimenti a lui, è stato più scaltro e forte nel finale. Senti, la squadra ti ha supportato in pieno, alcuni su tutti, Luca Wackerman, Cresca, ti hanno aiutato tantissimo. Sì, Luca ha avuto anche un guasto meccanico cambiando la bicicletta ed è stato davvero bravo. E Leonardo è un mio amico e lo ringrazio fortemente perché mi ha scortato all'imbocco della salita facendola prendere nella migliore posizione possibile, e quindi un grazie davvero alla squadra e spero che in futuro riesco a scalare un gradino e arrivare primo. Andrea Manfredi, la condizione c'è, lo avevi già dimostrato al Valle d'Aosta, sei stato competitivo anche oggi, terzo posto dietro un Luca Benedetti che ovviamente non lo scopriamo certo oggi, dietro ad un Valerio Conti che sta crescendo, comunque vada un terzo posto importante perché oggi era davvero un vero e proprio tappone. Sì dai, come ho detto nelle altre interviste sono arrivato terzo e ho trovato due atleti che sono andati più forti di me, quindi va bene così. Sono felice perché 3 settimane che ho iniziato a correre e ho raccolto molto, e sono felice perché in parte penso di meritarmelo solo per i sacrifici, per l'impegno che ci metto ogni giorno e per la squadra che mi ha supportato, e speriamo di continuare così da qui alla fine, dai. Senti, oggi correvi praticamente in casa, c'era anche un grande tifo all'arrivo per te, questo ti ha dato ancora più carica? Sì, perché non so perché non stavo benissimo, però ho voluto stringere i denti proprio perché c'erano veramente tante persone qua all'arrivo, e ora vediamo. Il 15 ci arrivo qua vicino,
alla Firenze Mare, chi lo sa, dai, speriamo di far bene anche lì. Gianfranco Battaglia, questo trofeo di Corsanico è un fiore all'occhiello per la provincia di Lucca, è un fiore all'occhiello per la Federciclismo di Lucca. Una corsa impegnativa dove alla fine sono immersi i corridori più in forma, sicuramente dà prestigio a tutta la federazione provinciale. Innanzitutto, prima di tutto complimenti al gruppo sportivo Corsanico che da 23 anni mantiene in piedi questa manifestazione a livello nazionale, con i tempi che corrono veramente è già un pregio e un vanto. Evidente anche un vanto per il Comitato Provinciale di Lucca, per la Versilia, per il Comune di Massarosa. Diciamo che quest'anno più che mai c'è stato un grandissimo lotto di partecipanti, il campione italiano, insomma 140 partenti, una bella corsa, una bella manifestazione, una bella giornata di sport. E ripeto, complimenti veramente a tutti i dirigenti del Corsanico per questo sforzo e sacrificio che fanno per mantenere in piedi questa manifestazione. Mariano Donati, assessore allo sport del Comune di Massarosa. Questa frazione di Corsanico vive di luce propria. Quest'oggi lo ha dimostrato tanti volontari che all'interno della società ciclistica Corsanico hanno reso possibile un evento a livello nazionale, davvero da non credere. Questo noi siamo molto orgogliosi per quello che fanno loro, anche come amministrazione stanno portando il nome del Comune di Massarosa proprio in tutta la Toscana e questo siamo molto orgogliosi. Ma la cosa più bella è quello che ho detto poc'anzi anche a loro e che dirò a voi. Questa società va aiutata, va gestita perché non è facile avere una società con questi tempi che ci sono e loro sono veramente eccezionali. Hanno organizzato una bella cosa che si vede poche volte. Io devo dire grazie a loro e gli ho dato la mia promessa, io avrò sempre il mio ufficio aperto per loro per aiutarli. Romano Giannoni, presidente dell'OCIP, che ormai da tanti anni collabora insieme alla società ciclistica Corsanico nel realizzare questa importante manifestazione, una collaborazione tecnica a fianco ormai delle persone che sono diventate più che collaboratori dei grandi amici. Perché è nata 24 anni fa questa corsa e è nata perché io organizzavo già la Firenze Viareggio. Questi signori qui di Corsanico, amanti del ciclismo, che gli piaceva tanto la Firenze Viareggio, e dice perché non si fa anche noi una bella corsa? E di lì nacque 23-24 anni fa nacque il Gran Premio Corsanico. Noi siamo partiti i primi 2 anni da Botrici e poi siamo trasferiti qui e sono 20 anni che siamo qui. E si spera di restarci ancora, io non dico altri 20 anni, ma insomma. Io ringrazio gli amici di Corsanico che anche quest'anno hanno voluto che gli dassi una mano e l'anno prossimo si vedrà. Antonio Grottis, segretario della società ciclistica Corsanico, ancora un'edizione, ancora un ennesimo successo di questo trofeo società ciclistica Corsanico. Davvero lo dicevamo con l'assessore, questa piccola frazione di Corsanico vive di luce propria grazie al lavoro di tante persone, grazie al lavoro volontario di tante persone e alla passione che permettono di portare qui in un giorno a Corsanico il ciclismo da tutta Italia. Veramente, innanzitutto devo ringraziare l'assessore per le parole che ha speso bene per me, per il mio paese, eccetera, eccetera. Però devo dire che senza la collaborazione e il lavoro di tutti i miei collaboratori non avrei mai fatto niente. Ringrazio tutti, dall'amministrazione comunale al Presidente della Provincia Battaglia, a tutte le persone che ci danno una mano, piccolo o grande che sia, a noi ci fa veramente favore. A questo punto la domanda d'obbligo, appuntamento al prossimo anno? Sì, abbiamo già spinto a cauzione, quindi preparatevi per la 24esima edizione. Senti, un ultimo doveroso ringraziamento lo abbiamo già ringraziato tutte le persone che rendono possibile, perché davvero ce n'è bisogno di tante persone, ma c'è anche bisogno di un supporto che è quello dei partner che vi sono a fianco e degli sponsor. E certo, senza gli sponsor non si farebbe più niente, anche se purtroppo i tempi sono magri e dobbiamo... se prima era una cifra, ora è ridimensionata, quindi ci diamo tutti da fare per poter far sì che la manifestazione avvenga sempre come tutti gli anni, che non manchi niente. Vorrei fare, se mi permettete, un saluto particolare a mio zio che se n'è andato l'anno scorso in questi giorni, il signor Coluccini Luciano, che lo saluto, gli do un bacio. Lo saluto.